Mi chiamo Riccardo Strasser, vengo da Due Ville. Io, Alberto e Matteo siamo un gruppo di tre amici che abbiamo frequentato entrambi il Chilesotti di Tiene e l'ITS di Tiene. Abbiamo seguito tutti e tre l'indirizzo informatico e siamo tutti e tre appassionati di sviluppo web e applicazioni mobile. Mettete assieme un gruppo di amici amanti della tecnologia e del web costretti alla quarantena, ognuno a casa propria. Cosa possono mai inventarsi? Sì, mi chiamo Alberto Poncato, ho 23 anni e abito a Due Ville. Qualche giorno fa, confrontandomi con i miei amici e dopo aver visto che molte amministrazioni comunali stavano condividendo su Facebook l'elenco delle attività che operavano anche con consegna a domicilio nel territorio, ci siamo chiesti perché non unirle tutte sotto un'unica piattaforma e dare la possibilità a tutti di inserire le attività e di poterle poi filtrare per comune, provincia e categoria? Abbiamo quindi realizzato a nostre spese e in orari extra-lavorativi il portale siamoaperti.info, il cui utilizzo è completamente gratuito. Questo per dare il nostro piccolo contributo in questo grave periodo di emergenza sociosanitaria. Nasce così siamoaperti.info, piattaforma web dove far appunto incontrare le attività economico-commerciali dei paesi del territorio, quelle che sono aperte, che fanno consegne a domicilio, e i cittadini, manco a dirlo, l'obiettivo è il suo sviluppo. Sono Matteo, vengo da Asiago e assieme a Riccardo sono il programmatore dell'applicazione mobile siamoaperti.info. Le applicazioni saranno disponibili a breve sui vari store. Nel frattempo vi invito a visitare il portale siamoaperti.info appunto ed inserire la vostra attività. La cosa è molto semplice e soprattutto è gratuita. Siamo partiti da una realtà piccola come il comune di Due Ville, ma puntiamo a diventare regionali e magari anche nazionali.